Tutti gli attrezzi, per riconoscerne l'appartenenza, avevano impresse le iniziali della famiglia, marchiate con stampo a fuoco. Se non lo si poteva portare a casa subito, si lasciava il grano sui campi, sistemandolo in covoni. La tradizione del luogo voleva che fossero formati da 3 manot in piedi e uno a mo' di cappello. Era la monega. Se i manot erano 4, diventava un frate. Nel resto del Veneto i covoni erano molto più grandi, anche per condizioni meteorologiche più favorevoli.